io voglio salutare, ho pensato prima, lavoratore Mario Marghera, mi fa molto piacere che si è fatto un circolo del lavoro lì. Credo che noi dobbiamo tornare a organizzarci sul mondo del lavoro. E quindi io penso che quest'idea che circola, fa circolare, questa brutta immagine che ho ritrovato, perché adesso c'è tutta una moda, no? Che adesso fannulloni, fantuttoni loro, perché c'è Castelli che adesso vuole fare il sindaco eletto, e più o meno il registro è questo: porto dei ministri, poi porto i soldi, poi porto, ma questo dipinge la città come sta col cappello in mano. Secondo me non funziona, bisogna farlo notare, perché è giusto chiedere la legge speciale, è giusto progettarla qui, è giusto farla partire dal comune, questo è giusto. Quindi io credo che attorno a queste cose, questi argomenti, noi siamo in condizione di fare una bellissima parte finale della campagna elettorale. Certamente per farla, ecco, io penso che dovremo anche, ne sentiamo Berlusconi sabato, per amor di Dio, sentiamo Berlusconi sabato, ma più o meno sarà a sinistra, magistrati a sinistra, perché non credo che abbia molti altri argomenti. Ecco, io vorrei che mentre diciamo le nostre cose, facciamo le nostre proposte amministrative, eccetera, riuscissimo anche a dare un primo piccolo messaggio. Abbiamo voluto scrivere in poche parole un'altra Italia, no? Cioè questa è l'occasione per suscitare anche l'idea, poi non ci arriviamo in 2 giorni, eccetera, eccetera, ma che veramente noi pensiamo che il Paese possa essere migliore. E le poche parole che segnierei io sono lavoro, onestà, serietà e regole. Secondo me bastano queste per dire che Italia vogliamo. Cerchiamo di farla vivere questa nostra idea dentro l'ultimo giorno della campagna elettorale. Diamoci da fare tutti, qui è un dato importante, lo sapete, per noi, ma anche per il Paese. Deve venire da qui un grande messaggio di fiducia, di speranza e di risposta civica e democratica in questo Paese. Grazie a tutti.